Sarà perché proveniamo entrambi dalla stessa origine marina, da una madre in mare che non concede un solo vero momento di fuga o di riunione che non sia vissuto assieme ai suoi elementi di luce. Sarà per questa natura salsa per la quale possiamo vivere soltanto accanto al profumo amaro dell'onda. Fatto sta che la pittura, il disegno di Lele Vianello mi parla sempre con totale chiarezza. Succede anche in questa occasione, davanti ai ritratti delle 56 piccole donne, una raccolta a tema, uno spaccato dell'immaginario dell'artista rivolto al mondo femminile, espresso con dipinti di piccole dimensioni, legati da un erotismo sottile, ma prima ancora dal fascino della donna, vissuto non passivamente, ma interpretato e sapientemente trasformato in racconto. È così che ciascuna di queste modelle ideali mostra non solo la sua immagine, ma attraverso questa esprime la sintesi del suo mondo, del senso profondo della sua personalità, e lo fa servendosi di un solo flash, carico di colore e di passione. Sono figure sornione, intriganti, tentatrici, curiose, sognatrici, malinconiche, provocanti, eleganti, sempre popolane e aristocratiche, tutte consce del loro potere di seduzione. Il mare, in questo contesto, ritorna ad essere quindi il mare delle donne, il mare del colore liquido, il mare che aumenta il desiderio maschile e la ricerca del passaggio verso la soddisfazione e la comprensione del femminile, del segreto mai compreso, mai risolto. Le 56 piccole donne danno vita a una mostra che non si risolve nello sfoggio della loro avvenenza, ma che propone una sequenza spettacolare e sviluppa anche spunti della produzione fumettistica di Lele, con la presenza di interpreti femminili che pericolosamente invitano a perdersi in loro e che sanno parlare con lo sguardo, quando anche il tempo pare fermarsi davanti alla loro bellezza. Sono queste figure letterarie del fumetto e del disegno che vivono il loro eterno presente sul palcoscenico dell'avventura, che ci assicurano che non c'è differenza vera tra realtà e fantasia, e che ciò che solo importa e va gelosamente custodito è il piacere della leggerezza dei nostri giorni terreni, per loro natura parenti solo dei sogni. Quello che dire quando Prati teneva a questa cosa, perché poi il fatto di essere supposto per alimentarsi dell'atmosfera, perché è successo che eravamo a Losanna, dove stavamo disegnando le Elvetiche, e è uscita una lettura su Montsegur, che era l'ultima roccaforte dei Templari nei Pirenei, e lui ha chiamato i tassi e si è finiti nei Pirenei. Un'altra volta. Sono cambiati i tempi, sono rimasto uno dei pochi che continua a fare questo tipo di racconto legato all'avventura romantica, se si può dire.